Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, ben ritrovati per quanto riguarda questa edizione flash del nostro audio-video giornale. E ancora serragliato tra le mura domestiche l'ingegnere di 55 anni che da quasi 30 ore sta tenendo in apprensione una borgata di Cordovado. Al momento tutti i tentativi di farlo desistere sono stati vani, l'uomo non ne vuole sapere, l'unica fonte su cui lo stesso esterna il suo pensiero sono i social network con brevi video. Sul posto anche i GIS dei carabinieri pronti ad intervenire per stanare l'ex ufficiale di complemento dell'arma. Ricordiamo che l'uomo non ha ostaggi e si è rinchiuso all'interno della propria abitazione. Un uomo di circa 50 anni d'età è stato soccorso dal personale sanitario per le ferite da ustione che ha riportato a seguito di un incidente domestico avvenuto il pomeriggio di oggi negli spazi di un alloggio di un condominio che sorge nella zona della stazione dei treni di Trieste. A dare l'allarme, chiamando il numero unico d'emergenza 112, è stato un passante che ha notato del fumo uscire da una finestra e delle persone gridare. L'uomo è stato preso in carico dall'equipaggio sanitario dell'ambulanza e trasportato in codice giallo all'ospedale di Catinara per la cura di lesioni da ustione, da contatto con olio bollente alle mani e alle gambe. L'uomo comunque è stabile e non ha mai perso i sensi. 2 persone invece sono state soccorse nella giornata odierna dal personale sanitario a seguito di punture da insetto. Il primo caso si è verificato a Udine in un'abitazione. La persona, si tratta di un uomo, è stata trasportata con l'ambulanza al Santa Maria della Misericordia in codice giallo stabile. Non ha mai perso per fortuna i sensi. Nel secondo caso invece è accaduto a Gorizia nel giardino di un'abitazione. La persona è stata trasportata d'urgenza a bordo dell'ambulanza all'ospedale cittadino in codice giallo. Inizialmente aveva perso i sensi. Rientra in ospedale comunque stabile, senza problemi, dovrebbe essere già dimesso nel corso della giornata. È tutto, grazie per la visione all'ascolto, ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Alla prossima. Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti